Il Covid-19 sta imponendo un cambio drastico nell'accesso alle cure ospedaliere, accesso che deve essere ridotto al minimo indispensabile, dato che è confermato che l'ambiente sanitario è quello più rischioso per le infezioni e quindi i contagi. La soluzione adottata in emergenza, dei controlli da remoto per il follow-up o il check dell'andamento di una patologia, è diventata una prassi medica con una delibera di giunta. Non era previsto prima tra le prestazioni e quindi i codici inseriti per la specialistica e per l'area specialistica. Abbiamo visto con questa emergenza che in molte strutture hanno iniziato a fare questa pratica, lo IOV, ricordo, rispetto appunto delle visite di controllo, dei follow-up, ma anche l'azienda ospedaliera di Padova, mi dicono, e quindi abbiamo cercato di individuarla come prestazione dando anche un codice. E quindi entra nel nomenclatore regionale, insomma, per capirci. Dal 4 maggio è ripresa l'attività ordinaria in tutti gli ospedali del Veneto. Ci sono da riprogrammare 1.800.000 prestazioni, di cui 200.000 nel solo mese di marzo di carattere radiologico. Le due situazioni che sono state evidenziate sono state queste e poi di punti prelievi, nel senso che non gli accessi ante-Covid, emergenza, ma sui punti prelievo degli ospedali c'è stata una ressa di persone, sono molto importante. Quindi anche lì dovremmo cercare di dare quelle linee, potenziare gli organici, e su questo abbiamo dato mandato alle USL di fare richiesta di potenziamento organici se necessario, proprio per venire incontro a queste situazioni. La Regione sta anche mettendo a punto un piano per autorizzare le visite dei familiari nelle RSA. Gli anziani non vedono i propri cari da 2 mesi. Siamo consapevoli che ci sono problemi anche sociali, umani, insomma ci sono persone che anche in un momento in cui purtroppo sappiamo gli operatori, alcuni sono positivi, sono anche meno positivi, avere anche il familiare che va a trovare o ad assistere anche per alcune ore del giorno, insomma persone che sennò rischiano di rimanere da sole nel proprio letto, insomma, quindi anche da un punto di vista proprio dico morale e umano. È chiaro che il rischio è ancora alto, quindi stiamo cercando di capire rispetto a protocolli cosa possiamo fare, fino a quanto possiamo spingerci, sempre dicendo che, come si diceva per gli ospedali, le RSA sono uguali, quindi l'attenzione deve essere massima e tutte le precauzioni che noi dobbiamo utilizzare, che stiamo utilizzando per gli ospedali, quindi le raccomandazioni, valgono ancora di più per queste strutture dove i soggetti sono soggetti molto deboli.